Ci troviamo in territorio di Sinai e andremo a visitare la diga storica di Santu Barzolu, una diga antica che ancora oggi è in funzione. Percorriamo il sentiero che ci porta alla diga. La visita inizia alla sala filtri, che era uno dei punti principali della diga storica. Il caseggiato presenta all'ingresso un primo ambiente dedicato al custode che viveva sino agli anni 50, con all'ingresso la cucina sulla destra e la camera da letto alla sinistra. E in fondo all'andito la sala filtri. L'acqua arrivava attraverso delle tubazioni, che oggi non ci sono più, raggiungeva la sala filtri e dal foro centrale usciva l'acqua che cadeva nei due vasconi pieni di materiale che la filtrava meccanicamente. Qui erano sistemate delle pietre di grandi dimensioni sul fondo e man mano salendo in altezza le pietre erano sempre più piccole sino ad arrivare a uno strato sabbioso, come si nota in questa immagine. L'acqua che fuoriusciva filtrata attraverso dei collettori veniva mandata al paese di Sinai. Il paese, avendo molti fiumi, decise di fare una diga e contattarono un'impresa dando l'incarico all'ingegnere Gustavo Rabot, il quale realizzò la diga in località Bruncus Agresia. Nel 1894 venne inaugurata e Sinai, per l'inaugurazione, fece uscire l'acqua nella piazza principale con un magnifico zampillo. La diga è costruita in pietra con una capienza di circa 30.000 metri cubi. A metà del XX secolo il comune di Sinai decise di realizzare un nuovo invaso a monte, dando l'incarico all'ingegnere Giorgio Marini. La diga è più in alto rispetto alla precedente, situata in località Kuili Iskoukas. I lavori si conclusero il 15 maggio 1969 con la creazione di un bacino imbrifero di circa 10 km e un'altitudine di 276 metri sul livello del mare e con una portata massima di 300 metri cubi al secondo. Questa seconda diga è costruita in cemento con una capienza di circa 300.000 metri cubi. Questo territorio è riconosciuto come area SIC, sito di interesse comunitario, relativo alla conservazione della macchia mediterranea e della fauna selvatica, comprendente anfibi come il discoglosso e avifauna come il moriglione e gli aironi. Nel territorio sono presenti testimonianze antiche, a partire dal Neolitico finale, cioè dal 4200 a.C. in poi, nonché testimonianze del bronzo medio e del bronzo finale.